Il centro di Este si è trasformato oggi in un grande palcoscenico in cui le forze di pubblica sicurezza erano gli attori. Nessuna vera emergenza da riportare alla cronaca, ma una giornata di festa, di consapevolezza e prevenzione, conoscendo coloro che, pur restando spesso dietro le quinte, mettono in gioco giornalmente la propria vita per aiutare gli altri. Giornata che è stata pensata dall'amministrazione comunale per promuovere la protezione civile nel senso più completo e più totale, perché la protezione civile abbiamo scoperto che non è solo fatta dal volontariato, dagli omini verdi che vediamo in giro, ma è più complessa e prevede all'interno di questo contenitore Croce Rossa, Esercito, Guardia di Finanza, Carabinieri, Agenzia del Boschivo, Polizia di Stato. Noi abbiamo coinvolto tutti questi soggetti e li abbiamo portati a Este in questo contenitore denominato Anch'io sono protezione civile. In queste 3 giornate abbiamo coinvolto le scuole, la cittadinanza e tutti quanti i gruppi di volontariato del Veneto. Dimostrazioni e un'ampia esposizione dei mezzi incantano genitori e bambini. Si possono ammirare tutti, dalla Croce Rossa italiana ai Vigili del Fuoco, dall'Esercito alla Polizia. Poi ci sono i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia locale e per finire tutti i mezzi arrivati dalla provincia della Protezione Civile. Positivo il bilancio di queste 3 giornate che mirano a ripetersi il prossimo anno. Il servizio completo nell'edizione della notte. Spischenberg Channel News, Este.